Bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video dell'esperto di calciomercato a Batman napoletano. Come state? Tutto bene? Spero di sì. In questo video, prima della live serale, la prima live serale che farò stasera con un ospite speciale, non è un ospite che avete visto oggi, verso l'ora di pranzo, più o meno verso le 11:30, mezzogiorno, l'una, ma è un altro ospite molto importante. Diciamo il terzo ospite delle mie live, delle mie prime live. Vabbè, a parte questa piccola intro, andremo a parlare di due giocatori, cioè di Luis Enrique e di Bernabé. Allora, partiamo prima da Bernabé, dai. Allora, Bernabé è stato recentemente accostato alla Juventus da alcuni giornali importanti italiani, da Sky Sport, da Fabrizio Romano e da un'altra fonte giornalistica italiana, La Repubblica, ecco, non mi veniva il nome. Però a me adesso non risultano possibili trasferimenti a gennaio o in estate da parte della Juventus. Certo, la Juventus cerca centrocampisti, cerca di migliorare il centrocampo, però Bernabé non è propenso ad andare in un club come la Juventus. Sì, dovrebbe lasciare il club a gennaio o in estate, lo farebbe o per un'offerta importante da un club in questo, che sia italiano, che in questo momento non mi risultano offerte importanti da club italiani, oppure da offerte di club esteri, come lui gradirebbe più che altro offerte di Liga spagnola, offerte in Germania, in Premier League, che recentemente ho portato anche notizie sulla Premier League e altri paesi, diciamo, europei, dei top 5 campionati europei. E diciamo, come ribadisco, che non mi risultano possibili trasferimenti a gennaio alla Juventus per Bernabé. Il Parma, diciamo, vorrebbe trattenere almeno per un altro anno uno dei suoi talenti che sfurna dal vivaio e non vorrebbe ripetere l'errore che ha fatto con Leoni. E, l'obiettivo è quello di trattenere il più possibile Bernabé, scusate, Bernabé. L'obiettivo è farlo, diciamo, farlo restare fino alla stagione 27-28. E poi parliamo di Luis Enrique. Allora, Luis Enrique è l'attuale ala sinistra dell'Inter che è stata acquistata in estate e un giornale francese, giornale molto importante francese, ha rilasciato una notizia che fa molto scalpore tra i tifosi dell'Inter perché dice: wow, questo non è stato manco 6 mesi da quando è stato acquistato tipo ad agosto per sostituire Lookman, il mancato acquisto di Lookman. E dicono: l'Inter ha chiesto un giocatore fa 6 mesi, non ce l'ha fatto giocare sempre. È normale che non sapete il valore di un giocatore, non avete manco visto il valore di questo giocatore. È un po' come noi napoletani per Noah Lang, simile Noah Lang. Questo. Cioè, quindi i tifosi dell'Inter stanno un po', si stanno un po' incaponendo con la società e dire, wow, non l'ha mai fatto giocare, quasi mai fatto giocare. Come che già lo vuoi vendere? Almeno farlo giocare un poco. E dici che se non favorisce le aspettative, allora dici tu, vabbè, quello non ha soddisfatto le aspettative, però vabbè. In Francia dicono che si potrebbe trasferire in prestito con diritto di riscatto o al Lione o all'Olympique Marsiglia,
Dykes, oppure potrebbe trasferirsi in altri club di Premier League o di Bundesliga. Più che altro non risultano club francesi sul giocatore, mi risultano più che altro club tedeschi sul giocatore, come per esempio mi risultava un forte interessamento da parte del Borussia Dortmund su Luis Enrique in prestito con diritto di riscatto. Però vorrei ribadire, come ti ho già detto, che non si tratta proprio di una bocciatura, però dico io, no? Tu non l'hai no, farlo giocare. Poi, se non in questi 2 mesi, se non quasi 2 mesi fino all'apertura del calciomercato invernale, se non ti fa bene, non ti soddisfa, allora lo puoi vendere. Se no, farlo giocare. Se ti soddisfa, allora non lo vendere, oppure non lo pressare. Perché se i giocatori tu, società, non li usi, questo non vale solo per l'Inter, ma vale per tutte le squadre, anche per il Napoli, per Nolan. Se tu giocatore non lo fai giocare, questo come te lo deve dimostrare? Deve dire, ah, io sono forte, se mi metti io faccio 5 gol e 5 assist in 3 partite, cioè ha pensiero, ha fiducia? No, no. Bisogna farlo giocare e vedere se le aspettative risultano buone oppure no. Bene ragazzi, ci vediamo dopo con la live che si terrà verso le 6:30, 6, 7, non lo so ancora. Devo contattare questo ospite misterioso e vedere quando è libero in serata e lo ospitiamo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale, voglio, siamo quasi a 70 iscritti, vi ricordo che l'obiettivo sono i 100 iscritti, mi raccomando fate girare il canale e lasciate anche un bel like sotto questo video, ciao!